Presidente, l'ennesima opera importante per questa città che parte. Sì, siamo davvero molto soddisfatti. Il Cattinara-Burlo in questo nuovo progetto è probabilmente il progetto più importante che la città affronterà nei prossimi 6 anni. Siamo arrivati finalmente alla fine di un lungo processo amministrativo, sono tante le persone da ringraziare, prima di tutto i lavoratori e le lavoratrici, i direttori che ci hanno permesso oggi di poter avviare questo percorso, il percorso quello della costruzione. Ad ottobre metteremo la prima pietra e sarà davvero anche lì un momento speciale. Il fatto importante però è che la Regione è riuscita a mantenere tutti i soldi per l'edilizia sanitaria che oggi ci permettono di essere la Regione che sta lanciando nel tema dell'edilizia sanitaria il maggior numero di opere, il nuovo ospedale di Pordenone, il terzo e quarto lotto di Udine, questo Burlo Cattinara e poi tutti gli interventi che sono stati fatti anche nei cosiddetti ospedali minori. Quindi insomma siamo nella direzione giusta e sicuramente migliorare i contenitori ci permetterà anche di migliorare i contenuti. Presidente, un intervento che toglie il Burlo dall'isolamento in cui si è spesso trovato. Sì, è importante che il Burlo con ambizione acquisisca l'importanza che ha diritto di avere, cioè un istituto di ricerca di valenza internazionale, è un istituto di ricerca che è ospedale pediatrico e come tale non ha soltanto un ambito regionale ma auspichiamo un ambito sovraregionale, addirittura anche riguardo ad altri paesi e abbiamo anche l'obiettivo evidentemente di permettere, questo sia per gli operatori del Burlo che del Cattinara, di far sì che i nostri lavoratori possano operare in condizioni, in ambienti ovviamente migliori di quelli in cui hanno operato finora. Li devo ringraziare e soprattutto devo dir loro che devono avere un po' di pazienza perché lavoreranno durante la realizzazione di uno dei più grandi cantieri della Regione e cercheremo di evitare ogni forma di disagio, ma è chiaro che sarà complicato. Assessore, un'opera per la quale è molto importante l'apporto delle professioni sanitarie per riuscire a realizzare una struttura che sia funzionale sia a chi ci lavora sia ai pazienti. Sì, chi ha esperienza di queste cose sa che da questo momento in poi, proprio nel momento della progettazione definitiva e della realizzazione, l'apporto di tutti i professionisti è fondamentale perché sono coloro che poi utilizzano e quindi perché diventi veramente efficiente anche dal punto di vista organizzativo la struttura bisogna avere un confronto continuo con i professionisti. È chiaro che ci vuole una grande opera di confronto, mediazione, lavoro perché i muri si devono adattare a quella che è l'organizzazione che i professionisti utilizzano e quindi il loro apporto è fondamentale ed è fondamentale sapere in qualche modo gestire gli incontri con loro e capire cosa realmente serve perché un'opera di questa portata possa essere veramente anche funzionale per chi ci lavora e ovviamente di conseguenza per i pazienti.